Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a 2,50 €, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Caracol a 8 €, Bioflex Caracol a 11 €, Tradimalt numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termopareti a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Sant'Onofrio. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Sant'Onofrio, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo stato dell'arte _Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della Piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della Piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona.
comune creata tu così. Passai qui invece con nata mala famiglia, ma come si fa? Ma come vuole Dio, ma quando ne c'è solo troppo oscurità, caccia a pensare a Dio, ci vuole solo Dio, perché di questa maniera avanti non si va. Buonasera, eccoci ad un'altra puntata di questo programma Io con voi. Buonasera regia, come andiamo regia? Tutto ok? Tutto a posto? Allora, stasera dobbiamo fare le cose in un modo più veloce perché ho un altro ospite in più. Normalmente io nelle puntate faccio venire 2 ospiti, però stasera ho 3 ospiti e sono 3 ospiti a cui io tengo tanto veramente, sono 3 amici miei. D'altronde nel mio programma sinora sono venuto solo ed esclusivamente amici miei e persone che io ho nel cuore, quindi man mano poi li presenteremo e cose varie. Allora regia, il numero sta in sovrimpressione, non c'è bisogno che dico niente io, vabbè, lo dico una volta sola. Chi volesse intervenire in diretta potete chiamare al 375 5333 420. Aspettiamo le vostre telefonate, anche se stasera abbiamo un po' meno tempo perché ci sono tanti ospiti, però le dirette le prendiamo perché per carità il pubblico è sovrano. Allora, io direi di partire subito col primo brano perché la scorsa puntata ho deciso di promozionare dei brani che magari allora quando sono usciti ho telefonata. Vuoi vedere che stasera che siamo assai? Arrivano un sacco di telefonate. Pronto? Buonasera. Chi è Fabiano? Con chi parlo? Saluto a Fabiano. E io saluto Ciccio qua vicino a me che suona la chitarra. Saluto a Francesco. E io mi chiamo Fabiani. E io mi chiamo Fabiani, no Fabiano. Fabiano, bravo. Poi saluto a Maurizio. Ok, ti saluta. Maurizio è il pianista, va bene? Ok, grazie. Devo dire una cosa, tu sei un amatore di Sergio Bruno, no? Un amatore di? Sergio Bruno. Mio padre, io ammiro il maestro per carità, però mio padre è amante di Sergio Bruno, bravo. Sì. Io questa sera vorrei fatta una dedica. Vorrei fatto una dedica. Vienemi in sonno. Vienemi in sonno, come la faccio? Sì, che chitarrista la sai, la minore. Come la faccio, zio Melo? Chitarrista, tu la sai. Allora, zio Melo. Io vienemi in sonno, sì, vienemi in sonno. Non mi stiamo a battere insieme con te. Mi paro vera, quasi tornata. Come una volta abbracciata con te, amore mio. Bravo zio Melo. Bravo zio Melo. Continua tu Fabiano. Fabiani. Zio Melo, zio Melo di continuare. Io voglio sentire un po' da te anche live. E gliela deve chiedere a mio padre. Lui le sa tutte, io queste purtroppo non le so. Qualche volta lo accontento, va bene? Ciao, bene, ok, ciao. Buonasera zio Melo, lo voglio bene, buonasera. Andrebbe d'accordo con mio padre. Allora regia, abbiamo altre telefonate? Allora facciamo questo brano che io voglio dedicare a tutte le persone innamorate, una bella storia d'amore che si intitola appunto O gelo di Indogore, per voi. Un nuovo amore non mi può cagnare, perché il suo cuore non lo può accettare. Sono ancora troppo innamorato di te, e ce lo rindo cuore senza te. Che sentimento non si può pazziare, il cuore non si può mai aggiustare. Non è un motore, non è un cellulare, ma quando è rotto tanto può cagnare. Che stasera un po' per caso ci incontriamo a cagare.
e poi da chi si possa che fatalità. Soltanto tu ci hai visto tanta luce nelle strade scure che si corre. Solo con te mi sento felice, ma parrebbe vivere una realtà. Niente diverso come neve io solo, come pioggia a luna, ma soltanto tu ci hai messo luce all'anima. Amore grande ed unico, ricordo ancora il sera con gli amici, le nostre risate, le belle con te. E quando foto noi ci appiccicavamo, stavo più male senza te vedere. Io più orgoglioso che giuravo sempre che stavo di passo non a cerco più. Che giuramento inutile E siamo partiti col primo pezzo di brano. Il primo pezzo di brano, eccoci qua, l'abbiamo fatto. Regia, c'è qualche novità? Regia, però tu mi devi fare una cortesia, mi devi alzare un po' l'oro nelle cuffie, un po', perché li sento piano. Allora, abbiamo fatto il primo brano, il primo pezzo di brano, O Gelo Rindocor, e io direi, se non ci sono telefonate, passare immediatamente al primo ospite. Ci sono chiamate? No. Allora, vorrei chiamare il primo ospite della serata. Lui è una giovane voce, ed è una giovane bella voce, veramente, di cui ho fatto molti brani io. Canta veramente molto, ma molto bene. È la seconda volta già che lui è ospite nelle mie puntate, nelle mie serate, e stasera sono lieto di presentarvelo. Signore e signori, ecco a voi Benny. Buonasera. Ciao Benny, come stai? Bene. Tutto ok? Sì. Tu? Io tutto a posto, grazie, tutto ok. La canzone, come siamo combinati? Stiamo andando avanti? Sì. Vabbè, quella si deve uscire prima del periodo, naturalmente. Sì. A posto, l'importante è questo. Come ti sei trovato con questo nuovo brano? Tutto ok? Sì. A posto. Stasera cosa mi fai ascoltare? Non mi arrendo. E poi? Figlia poverella. Figlie poveril e non mi arrendo. Va bene, signore e signori, ecco a voi Benny, vai! Ma prega
da scuola. Sì, ma vado da scuola e tengo la penna in mano. Ringrazio a te, papà, per il tuo sacrificio che hai fatto per sto figlio. Ringrazio a te, papà. Soffri che mia poverello. E a me come ne pagare te. Tengo a sti picchiarello. A tutto sopra me. Ma dite a quello che però ci sta scritto che i genitori fanno scoprire nei figli. Papà, tu sei l'onore di sta famiglia. E tu, anche ricco poverelle, ma la santo. Amore non è più bello tutto il mondo, sento mamma. Ma ricco poverello. Ma niente cercavo. Come mi scaga che da chiù. Soffri che mia poverello. E a me come ne pagare te. Tengo a sti picchiarello. Ca tutto sopra me. Ma di che da quello che però ci sta scritto che i genitori fanno scoprire nei figli. Papà, tu sei l'onore di sta famiglia. E tu, anche ricco poverelle, ma grazie. Eccomi qua. Bravissimo, veramente bravissimo. Grazie. Questa, la seconda canzone è una canzone molto impegnativa. Questa Sì. è una canzone di Enzo Di Domenico ed è un pezzo molto impegnativo. Sì. E allora niente, io ti... cos'è? A me? Ah. Niente, io ti ringrazio di essere stato qui anche stasera, ti auguro il meglio. Adesso c'è una canzone che uscirà prima di Natale. Prima di Natale, sì. E niente, io ti auguro di continuare sempre così, ti auguro sempre il meglio perché hai una bella voce e canti veramente bene. Va bene? Grazie. Va bene, ok. Ciao Benny! Ciao. Eccoci qua. Ah, stasera in tuta, Francesco, sportivo. Allora, eccoci qua. Regia. Ci siamo? Ok. Allora io adesso volevo fare una dedica, perché mi hanno richiesto, scusate se io guardo il leggio, però purtroppo se io non ho il leggio non riesco proprio a cantare, perché devo leggere i testi dei brani che devo andare a fare. Allora, questa canzone la voglio dedicare
al mio carissimo amico Dario Lopresti, che me l'ha chiesto. Appunto mi è arrivato un messaggio per quanto riguarda questa canzone, poi c'è qualche dedica, mi leggi il messaggio attentamente così non mi voglio dimenticare nessuno. Allora, questa canzone appunto la voglio dedicare a Dario Lopresti e a zio Franco. E poi volevo dire una cosa per quanto riguarda questo brano, che appunto, come ho scritto nella mia pagina Facebook, giorno 9 sarò in studio a registrare un'intervista con un intervistatore, un presentatore che lavora per dei documentari che vanno su Rai 3 e Rai 5, e appunto sono stato contattato per quanto riguarda questo brano Come vuole Dio, perché li ha incuriositi, scusate il termine, questo appunto, questa unione dei due dialetti, napoletano e siciliano. Questa volta la dedico a Dario Lopresti e a zio Franco, per voi Come vuole Dio. Vai! Se una voce che allucca in cuore le vicole che sta città, gente che ormai sta perdendo la speranza che la sorte potesse cagnare. Ormai si fa queste fatiche per mettere il piatto per poter mangiare, ma si parla per queste cose ci accusano che ci stiamo a lamentare. Chi già si è messo per strada e cambietta che frutta vuoi inereggiare, che tiene pronto il furgone e se viene rottamo per poter campare. Però paleggia queste cose appartengono solo all'illegalità. Quelli sa che sono io non si occupa con niente, si può mangiare. A come vuole Dio, a come vuole Dio, non sa su non tenente cancia ma. A come vuole Dio, a come vuole Dio, ma quando non è chiuso è troppo scuro ca. Usaccio non credo di uno si sa come non è creata così. Casa e invece con niente a campare a famiglia, ma come si fa? A come vuole Dio, a come vuole Dio, ma quando non è chiuso è troppo scuro ca. Faccia pensare Dio, ci vuole solo Dio, perché di sta maniera avanti non si va. Ma quando si magazzina che con questa crisi si sono chiusi già, chi spende tanto e chi niente, ma legge la vita non si può cagnare. Mancano finanziamento, oramai un miraggio non possono accettare, e chiamano protestata che senza lavoro non voglio campare. A come vuole Dio, a come vuole Dio, non è senso che non tenendo cancia ma. A come vuole Dio, a come vuole Dio, priando tutti noi siamo stanchi già. Usaccio non credo di uno si sa come non è creata così. Casa e qui invece con niente a campare a famiglia, ma come si fa? A come vuole Dio, a come vuole Dio, ma quando non è chiuso il troppo scuro ca. Faccia pensare Dio, ci vuole solo Dio, perché di sta maniera avanti non si va. A come vuole Dio, a come vuole Dio, a come vuole Dio, faccia pensare Dio, ci vuole solo Dio. A come vuole Dio, a come vuole Dio. Eccoci qua, regia. Io con questa Air Monitor stasera non posso lavorare, diamo una sistemata perché non posso lavorare così. E vediamo un po', adesso nella pubblicità vediamo di sistemarlo perché non posso lavorare. Allora, abbiamo fatto Come vuole Dio con le dediche e con tutto quello che si doveva fare. Fammi cenno se ci sono delle novità, se ci sono delle situazioni. Ok, volevo ricordare come faccio ogni puntata. Per quanto riguarda i contatti con Marco Fabiani, potrete contattarmi tramite i miei siti
sia su Facebook, sia su Instagram e sia su TikTok. Io sono presente su tutti i social, quindi non è un problema trovarmi. Allora regia, io direi io direi di mandare il primo stacchetto pubblicitario. Che ne pensi? Così vediamo se possiamo risolvere questa situazione. Ci vediamo dopo lo stacchetto pubblicitario. Pubblicità. Spot. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti, personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a €2,50, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a €19, Special Bond C2TE Index a €10, Super Bio Caracol a €8, Bioflex Caracol a €11, Tradimalt numero 100 a €2,50, Premix N a €2,80, Pellet a partire da €4,50, Termocoppo a €18,50, Termopareti a €12 e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Santonocito, via Pietro Mascagni 49, Catania. 34 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso
Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo the King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. Eccoci qua, abbiamo risolto il problema delle cuffie, nel frattempo abbiamo mandato la pubblicità, che ringraziamo sempre gli sponsor, perché se un programma lo facciamo dobbiamo dire soprattutto grazie agli sponsor. Allora adesso voglio fare un brano che sinora non ho mai fatto durante la trasmissione, dei brani che io chiamo brani sociali, però giustamente me li richiedono tutti, quando fai quella, quando fai quell'altro, io cerco di accontentare un po' tutti, perché è giusto, sono anche delle canzoni che fanno soprattutto sono delle canzoni che fanno parte del mio repertorio, perché io ho sempre dedicato un pensiero alle persone che hanno avuto sofferenze nella vita, e questo è un brano che mi è andato molto ma molto bene, già siamo quasi a 1 milione di visualizzazioni ed è un brano molto 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 richiesto, specialmente nelle serate e in tutto. Quindi facciamo un pezzo, ragazzi, di È fornuta a libertà, e la voglio dedicare a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo un momento particolare e di sofferenza, con un grosso bacione. Vai! Bussa te porta all'improvviso, notte fonde e 4 la mattina, a che serve a dire chi è? Tanto saggio sono venuto che già, su 3 persone, uno sguardo guarda i figli miei, fate piano e non esagerate, tanto canisce ne può scappare. Ma mi abbraccio forte con moglie, fate forza, non ti preoccupare. State accorto ma che non c'è sono, a si figlio solo di pensare. Mo soffrono di serata, e io nato più bella e freno da libertà. Siamo aspettavo su fatto, chi fa che sta vedendo so può immaginare. Ma aspetto freddo nel senso, non è un problema che sono saggeggiata, che sceglie poi questa strada, non va sempre bene, si può pure stare, la posta lontana la famiglia, perché mamma e figlio, la mamma che cagna per me, che solo pochi foto, ma va bene a trovare. Ma aspetta dentro la stanza, soltanto sto giorno non saggio come che chi fa che sta vede la strada non la dà sapere. È fornuta libertà, abbiamo fatto un pezzo di È fornuta libertà con parole finali inventate, picchi mi scudai. Quindi giustamente ho inventato un po' di parole. Regia, abbiamo novità? Niente, tutto ok. Allora io adesso direi di chiamare il prossimo ospite, anche questo un altro grandissimo amico mio, veramente che ci tengo tanto. Signore e signori, a voi Angelo Sciurello. Angelo, ci sei? Ci sei con la voce? Sì, ok. Tanto allora, buonasera a tutti, buonasera a te Marco. Buonasera. Io comunque ti ringrazio a te la regia che mi avete invitato. Volevo fare comunque sia un saluto vai, alla mia famiglia, mio suocero, mia suocera. Ok. Volevo fare i miei auguri a mia zia Milena e voglio dedicare un brano al mio datore di lavoro che mi sta guardando. Ok, salutiamo anche tuo papà. Diego, mandiamo un bacione a Diego.
come stai? La scorsa settimana tu dovevi essere qui. No. Ci sono stati adesso tutto ok? Tutto a posto? Sì. L'importante è questo. E allora, cosa mi fai ascoltare, Angelo? Un piccolo amore e non fa capire che soffre. Ok, vai Angelo, a te. Grazie. Angelo Sciurello. Quasi 18 anni che tu non sei ancora donna che mai te ne voglio fare amore con me, troppo grande io perché figlio non compagno per me, padre che sta vita la tua non potessi immaginare che si innamorati che me. Non mi stringere si magara, non mi guarda con suo occhio tu così, non mi abbraccia che non mi parla, tu vorrà che non pazziaga, se ancora giovane va morire, non sa che vado per fare male, tu mi fai sbattere il suo cuore, ma ci può innamorare vicino. Passo tempo ancora che tu penso solamente a noi, aspettando i giorni che ma l'amore te venga a fiare. Soltanto il giorno che chiudo, ma non posso realizzare, non ti voglio rassegnare, cerco sempre di provare, e non mi stringere che si magara, non mi guarda con suo occhio tu così, non mi abbraccia che non mi parla, tu vorrà che non pazziaga. Se ancora giovane va morire, non sa che vado per fare male, non mi fai sbattere il suo cuore, non si può innamorare di te, perché non sei soltanto vincere che là, perché già figlio non compagno tu. Ya figno sono ya figli amici. Grazie, grazie. È passata mezz'ora, a te guarda una vita, ti tormenta il pensiero, volessi chiamare. Lui non rispondeva, non sapeva che ha sbagliato, il tuo male l'ha segnato già. Non fa capire che soffre, che ci si raccorge, poi si approfitta. Ti farà molto male perché sapevo buono che tu sei innamorata. Distruggerà il tuo cuore, sta giocando con l'amore, poteva fare male,
si vede che sto bene, non eri sincero da via del zigaro. Diceva che parole quando ti spugnava, ma non ti voleva. A te non si teneva, pure se tu eri d'amore. Io perdonassi una volta. In dall'occhio silenzio, che non ne fa che nuda. A nascondere l'orgoglio, tu sei fatta così. Ma cerca magari per innamorata non mette fotografie abbracciata che si va casanata. Non fa capire che soffre che si ne accorge poi si ne approfitta. Ti farà molto male perché stavo buona ma tu sei innamorata. Distruggerà il tuo cuore. Stai giocando con l'amore, poteva fa male. Si vede che sto bene, non eri sincero da via del zigaro. Diceva che parole quando ti spogliava, ma non ti voleva. A te non si teneva, pure se tu eri d'amore. Io per tu una cazzata volta. Questa canzone è dedicata a te, la mia cugina Sara. Ti saluto un grosso bacio. Si vede che sto bene, non ero sincero da via del zigaro. Diceva che parole quando ti spogliava, ma non ti voleva. A te non si teneva, pure se tu eri d'amore. Io per tu una cazzata volta. Ma perché soffre ancora? Voglio capire che chi se ne approfitta e non va bene. Io non avevo voluto questa storia. Lo sai perché? Perché viene fa amore e se ne approfittano da sera. Grazie. Ok Angelo, bello questo brano. Grazie. Questo brano veramente molto bello, l'interpretazione è bella, poi ne hai parlato nel finale, una bella interpretazione. Detto da te è un grandissimo onore. No, ma tu sai come la penso, che tu sei un ragazzo che canti veramente molto bene. Credo, l'ho sempre detto, che per me lo potresti fare anche a livello professionale, non solo a livello dilettantistico. Niente Angelo, io ti ringrazio di essere qui questa sera, sono molto contento perché ti aspettavo la scorsa settimana. Sì. Tutto è bene quel che finisce bene. L'importante che mai si dice è questo. Ok, va bene Angelo, io ti ringrazio, ci vediamo la prossima, anche questa è casa tua quando vuoi. Grazie. Va bene? Ciao Angelo, Angelo Sciurello, per voi. Allora, eccoci qua. Un attimo che io prendo l'altro brano che dobbiamo fare. Eccoci qua. Allora, eccomi qua. Telefonata? Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parlo? Con chi ho il piacere di parlare? Anche con se... tua cugina Lella. Ciao Lelluccia, come stai? Tutto ok? Sì, tu? Sì, tutto a posto, qui siamo in televisione. Saluta tutta la mia famiglia. Sarei servita, anche io mi associo. A tua moglie. Anche io la saluto. Al mio ragazzo. Anch'io, ciao Dario. E vuoi dedicare una canzone al mio ragazzo? Una canzone, adesso vi faccio una canzone per te e per il tuo ragazzo e per tutti gli innamorati. Va bene? Che si intitola Per te. Va bene?
Ok, Sì. ok. Ciao. Anche sua moglie saluta. Va bene, ok. Ok, ciao. Ok, un bacione, ciao. Ciao. Allora, questa canzone l'ho detto la scorsa puntata, questa è una canzone che io ho scritto per un altro artista, però me la richiedono sempre perché si è venuto a sapere che la canzone è mia. Anche perché l'hanno detto gli stessi artisti, poi ci è messo nella copertina dell'album, insomma sono finiti i tempi che qualcuno si prende meriti che non ha, finalmente ci voleva. Diamo a Cesare quello che è di Cesare. E io questa canzone la voglio dedicare a tutte le coppie, perché è la canzone che ogni marito dovrebbe cantare alla propria moglie, perché appunto la storia, l'amore vissuto di due persone, e io la voglio dedicare sia a Lella con il suo ragazzo, Lella e Dario, e poi la voglio dedicare a mia moglie con tutto il cuore, che sono 19 anni che mi sopporta, e poi la voglio dedicare a mia cugina Alessia con il ragazzo, con Gioia. Per voi, per te, vai. Che stasera scrivo a te, sta canzone mia è per te, e volesse che quando sentesse ti rasi dall'anima tutto che se li sapere. Sei una donna davvero fantastica, davvero unica, e da già ringraziare che sei stato con me, ti sfartuto destino con me, dindo bene, dindo male, mezze rose e dinde spine, che tu tutto quello che conta per me, se la regina mi ha fatto non vorrei, e sta casa è un impero invincibile te, sempre insieme a me sei stato, dindo chianti in risate, ma ricordo piccerilla, sei cresciuto insieme a me che tu fai forte, se stai innanzando a me, tante cose non mi fai capire, e sei figlio con tempo che cresce, se nascesse 100 volte io ti sposassi 1000 volte, e dicessi innanzi a Dio vieni a vivere con me. Penata per te, dedicata a tutti gli innamorati, questa canzone, veramente delle belle parole, una bella canzone veramente. Regia, a te ti piace questo? Perché me l'hai richiesto tu la prima volta questo brano. Sì, perché questa l'ha cantata il mio grande amico Iano Toro, e l'ha cantata Mauro Neri. Mauro Neri l'hanno incisa già tutte e due questa canzone. Allora regia, se c'è qualcosa tu mi fai cenno al solito. Va bene, andiamo avanti. Io vorrei andare avanti promozionando il nuovo brano che è uscito da poco, appunto è da poco su YouTube, saranno circa una settimana, 10 giorni, dal titolo Un cuore al bivio. Vai. Che stanotte che triste non mi passa, io ti sento vicino ma tu non sei qua, oramai in te pensieri si fissa come un'abitudine. Un messaggio per dirmi è finito oramai, fra di noi non c'è più sintonia alle capire, ho provato ma ormai questo cuore si trova in un bivio. Si può pure parlare, si può, tutto si può aggiustare, mentre tu pensi che succede più scuro, tu pensi non si vede
viene bugia sta fuori città, ma presto ritorna ma non ne ha così di pezzo. Quando provo a chiamarti che fredda che sei, le parole stentate tanto per parlare, la tua voce la sento distante da me, cerco solo un perché ma non ti trovo dov'è. Mentre ti penso che succede è più scuro, ti penso non si vede che la luna è nuvola, ma sopra su di tuo cuore è più scuro sul cielo sta luna ti sta. Ti penso e se pure creatura casera, cerco il suo papà e viene bugia sta fuori città, ma presto ritorna ma non ne ha così di pezzo. Ed era un cuore al bivio. Un cuore al bivio. Una canzone. Voglio ringraziare su questa canzone il mio arrangiatore di questo brano, Giuseppe Santonocito, che ricordo che la scorsa settimana è stato qua. Io lo volevo qui con me, poi ho preso il momento che lui è andato a mangiare, quindi praticamente ancora è a mangiare, ok, ancora sta mangiando, mamma mia. Allora, siamo giunti, manca mezz'ora, manca telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, sono Francesco. Buonasera, Francesca o Francesco? Non ho capito. Francesco. Buonasera Francesco, come va? Bene. Sto vedendo che state facendo una live. Sì. Diretta. Ma qualche canzone di Gianni Verzosi non c'è in diretta stasera? No, io mi chiamo Marco Fabiani. Quando c'è un programma di Gianni Verzosi le fa lui le sue canzoni. Anzi, ne approfitto per salutarlo, Gianni, che è un grande amico. Io ti posso fare una canzone che ho scritto io per Gianni Verzosi. Ti posso fare a 19, perché lì l'autore sono io. Sì, Marco Fabiani. Sì, come no. Eccomi qua, presente. Sì. Ok, se mi fai anche un saluto in diretta magari. Sì. Nei confronti di Gianni Verzosi. Come? Lo salutiamo Gianni, con tutto il piacere. Ciao Gianni, grande amico mio Gianni Verzosi. Ok. Va bene, adesso vediamo se te ne possiamo fare un pezzo, va bene? Ti saluto, Okay, ciao. Francesco, io mi chiamo Giambò. Ok, Francesco Giambò mi pare, vero? Ok, a posto. Regia, abbiamo qualche altra telefonata? Eccoci qua. Vabbè, è così. Maestro, abbiamo provato prima qualcosa noi? Dammi l'accordo, va, vediamo un po'. Improvviso col mio chitarrista, così aspetto un po' per chiamare il terzo ospite, che anche lui sarà qui con me stasera, mi ha dato questo immenso piacere di essere con me. Aspetta, lo so. Voglio fare questo brano che non è un brano mio, è un brano del mio idolo, del cantante che mi ha portato a fare questo mestiere, perché mi ha sempre ispirato. E mi dispiace quando qualcuno dice qualche parola in più per questo cantante, perché se non c'era lui noi non cantavamo. Se non era lui che iniziava con le canzoni d'amore, con i film, ancora si cantava Cella 17 e Curtiello cu Curtiello, quindi dobbiamo dire la realtà dei fatti. Quindi un po' di rispetto quando si parla della storia. Ci siamo? Non ne ho vero che forno codo tu stai qua, ti indarraccia che non sape più allocare, come cagnere giornata quando tu non puoi cagnare, quando freddo in gola a girare che perezza. Se stanotte mi metto paura, chiudo l'occhio e mi metto a aspettare, e mi addormo su nanna che sta e hai ragione che sono conosciuto,
ma cullato che tenga per tu sei sempre tu e nessuno è meglio di così per improvvisare. Francesco, improvvisiamo un po'. Allora, ci siamo. Voglio fare anche i saluti stasera. Voglio fare al mio carissimo amico Dario Lopresti, voglio mandare un grossissimo bacio al mio compare Gianluca Lopresti, da parte mia, da parte di Francesco, da parte di tutto il gruppo. E niente, adesso è arrivato il momento di chiamarlo. E allora, io voglio dire semplicemente questo, penso lo posso dire, no? È giusto? Allora, praticamente tutto inizia alle cos'era? 2015-2016? 2017, tutto inizia praticamente per caso e lo zio di questo artista oggi è diventato un artista e io di questo veramente ne sono felice, ne sono contento, e io ne sono contento perché è uno che canta, è uno che si prende il microfono in mano e canta qualunque genere. Per me questo vuol dire essere cantante. E niente, io e lo zio ci siamo messi così a parlare, abbiamo preparato la prima canzone all'insaputa del padre. Mio compare non sapeva niente ancora, poi giustamente mio compare l'ha saputo, l'ha seguito lui perché lui sa come seguire queste cose insieme al fratello. Insomma, oggi è diventato un grande artista veramente, e stasera è qui con me Francesco Lopresti. Buonasera Marco. Come stai? Tutto bene, tu? Io sto bene e sono veramente contento e strafelice della strada che stai facendo. Grazie. E di come interpreti i brani. Ci sono delle canzoni mie, tu lo sai, noi autori molte volte io ho dato canzoni a tutti. Sì. Non è che sono molto contento di certe canzoni, di alcune sono contentissimo, di alcune dico ma ormai gliel'ho data, va bene così. Io sono veramente contento di come tu ti sei esibito nei miei brani, veramente. Grazie. Date un complimento Marco, date un complimento, perché è giusto la risposta che hai dato poco fa, quello che dice essere dicesse. È il minimo, no? Almeno, se Francesco Lopresti dire... è diventato Francesco Lopresti anche per il metodo di Marco Fabiani. Io ti ringrazio. Come lo precisiamo in diretta però tu sei diventato perché sei bravo sul vero senso della parola. Sei il classico cantante, si prende il microfono in mano in una serata, se ti chiedono tranne che non la sai, ma che non la sai cantare, no, che non la sai è difficile, ti devo complimento. Stasera cosa mi fai ascoltare? Stasera tu? Facciamo M Paraiera, testa e musica, Marco Fabiani. Mamma mia, precisiamo. Questa è una poesia, ascoltatela bene, questa è una poesia. Colgo l'occasione di mandare i miei più sinceri auguri da parte mia e da mio zio Dario a Danny Germanà, che facciamo tanti auguri. Mi associo, tanti auguri. E non poteva mancare la protagonista, mia cugina Zaira. Come no, a Zaira. Mandiamo tutta la famiglia, un bacio a tutta la mia famiglia. Ok. M Paraiere. Vai Francesco. Così bello già stai innanzi a specchi, mentre ti prepari sto a te guardare. Scende una lacrima quando emozione, era una creatura e si è cresciuta già. Per te sto giorno forse è più importante, mentre per me magari un mondo ancora. Se sono felice ma la mia bambina già si è fatta femmina. Stai tutta ansiosa mentre insieme a mamma c'è sta parrucchiere per te preparare. Maronna mia come si bella l'amore, pure stelle in cielo le so gelose te. Paleggi modo fino a maggiorenne, non dipendi più da mamma e da papà. Mentre per noi si sembra picciolello, non cagna niente per mamma e papà. Mi pare ieri 18 anni fa, passo sto piede
me dormi per foto insieme a me. Non è più agnero, mi è arrivato sto giorno. Si emozionate, non sa che già fa. Una figlia è un grande eroe, mo dice sempre sei orgoglioso di me. Mi sono celuso che ti guardo pure, con mezzo minuto sono fatta così. Auguri figlia mia, è la tua festa, non voglio annoiarti con le mie emozioni. Ci stanno pure tanti amici tuoi che ti fanno gli auguri che sto giorno tuoi. Mi pare ieri 18 anni fa, passo sto tempo come vorrei fare. Quanto hai sofferto quando non voglio lo stevo lontano e chiagnavo per me. Dovrei una volta messo sempre più cresciuto insieme a soratoria. Ma ricordo quando in tanuletto facciavo me dormire per foto insieme a me. Non è più agnero, mi è arrivato sto giorno. Sei emozionato e non sa che già fa. Grazie. Ti seguo, eccolo qua, che bel brano. Che bel brano. Scritto sempre da Marco Fabiani. Anche tu hai caldo qua. Allora, diamo il tempo perché qua si muore da caldo. Praticamente la temperatura tra qui e fuori c'è uno sbalzo di quello tremendo. Bello, chi l'ha arrangiato questo? Credo Nino Marchi, registrato presso gli studi della Blue Music. Gli mandiamo un bacio a lui e a tutto lo staff. Come no, lo salutiamo. E niente, il prossimo brano cosa mi fai ascoltare? Facciamo ascoltare Mu sono innamorato, scritto da Rino Bolino. E mandiamo un grosso bacio a tutta Napoli. Francesco Lopresti, Mi sono innamorato, per voi. Grazie. Stasera è sabato, scendo in mezzo a Napoli, i taccia pure solo per un attimo. Bella e raggiungibile, disegnata in angelo, i cutti mi sentono coppe e nuvole. Sempre col telefono, cambi la tua immagine e mi dà chiesto cuore più romantico. Mi sono innamorato, cagnami sta vita, voglio a te soltanto a te per sempre. E stanotte mi sono innamorato, sono sicuro non mi hai sbagliato. Solo tu sei guaglione da cuore, io ti giuro che non sei un'avventura. E stanotte mi sono innamorato, tutte le notti ti sono abbracciato e mi scende da voglia e fa amore. Ma che pazzo è st'amore, non è mille brividi, frase più romantico, puro cuore sbatte senza limiti. Tu per me sei unico, sia meglio e femmina, come sei importante non puoi immaginare. Sempre col telefono, cambi la tua immagine e mi dà che storia più romantica.
Mi sono innamorato, cagno sta vita, voglio a te soltanto a te per sempre. E stavolta mi sono innamorato, sono sicuro non mangi sbagliato, solo tu così guaglione ragazzo, io ti giuro che non si un'avventura. E stavolta mi sono innamorato, tutte e una volta tu sono abbracciato, e mi sceglie che voglia fa amore, anche pazzi sta amore non è tu siamo. Giuro che non si un'avventura, vita mia. Grazie, ed eravamo sono innamorato. Bellissimo pure questo brano, bellissimo pure questo brano. Mi sono innamorato, veramente molto bello questo. Questo chi l'ha arrangiato invece? Il maestro Giuseppe Sandrosino. Giuseppe, come no, Giuseppe. Allora, dimmi una cosa. Saluti, saluti. Io so che c'è un brano mio, sì, che a te piace tanto. Piace da quando ero bambino, perché quando è uscito l'album Alt, certo, 2011, quasi 12 anni fa, quanti anni? 8 anni. Certo, io ti ricordo così praticamente. Ora, e lo possiamo dire, Marco Fabiani è cresciuto sei più alto di me, veramente, veramente. Io posso dire che l'ho cresciuto, veramente, sul vero senso della parola. Adesso io voglio fare questa canzone insieme a te. Ovvio. Che ti piace. E si intitola Eguagliuno. Eguagliuno, per voi Marco Fabiani, Francesco Lopresti. La mattina si scedono tardi, perché a notte non dormono mai. Sti guaglioni sta vita moderna, dei quartieri di tutte le città, con la bici per tutte le va, non sprechi se sai che è normale. I quartieri un coppe motorine, SH350 e si va, i vestiti firmati alla moda, di paciotti, cavalli e di gighi, con le scarpe firmate del Logan. Ste guaglioni sono fatta così che vai. Guaglioni sti quartieri sono guaglioni notte, le strade San Cristoforo pure a Librino, e ti devi che stretto questo lato non zen, pure putti da macchina pure a Ballarova, soltanto sti vicini tutti sti guaglioni, perché le strade scure cose clandestine, e compagno di Max si pure a Michele, canzone dedicata a chi è più vincente. Se gridano innamorati si fanno le storie, e poi ti manca 18 anni ci fanno i papà. Ma chi sono? Sti guaglioni, tutti i sabati e discoteche, si divertono insieme agli amici, che fanno? E si beve qualcosa di troppo. Ha pensato la vita guidata, tanti
mamma che aspetta una casa, o pensiero non vanno dormire, un sorriso che arriva solo tanto, quando i figli stanno a casa già. Guaglione sti quartieri su guaglione notte, per strade San Cristoforo pure alle prene, per tindevi costrette per strade dozzenna, pure per tinte macchia, pure a palla. Soltanto sti vicini e tutto sti guaglioni, perché le strade scure corse clandestine, e compagno di macchia si corra a Michele, canzone dedicata a chi è più vincente. Se credere innamorato si fanno le storie e poi tu manca a 18 anni ci fanno i papà. Ma chi sono? Sti guaglioni per voi sorpresi. Grazie. Facciamo un applauso anche ai ragazzi. Il gruppo, un applauso al gruppo. Ecco qua, ecco qua. Grazie. Ecco fatto, abbiamo fatto e ognuno. E allora Francesco, progetti, che progetti hai? Al Dimmi più presto tutto. usciremo un nuovo brano dal titolo Mo fai pazzi st'amore. A giorni. Chi Domani l'ha scritto questo brano? Sempre in Ogolino e Mario Sarti, che voglio mandare i miei più grossi saluti a tutto Napoli. Che sono le persone che mi stanno accanto giorno dopo giorno. Certo, questo è Colgo importante. l'occasione anche per salutare il maestro Giuseppe Santonocito, il Come un maestro bacione a Raffaele Giuseppe, Gottardi, a Raffaele che mi sopportano giorno dopo giorno. mi sono venuti a trovare la scorsa puntata qua? Qui. Sì, Giuseppe Santonocito insieme al maestro Raffaele Gottardi. Buono. Salutiamo la nostra etichetta, la Sia Musica. Come no, salutiamo lo zio Franco, la carissimo Rosa, Franco Volter, Salvo La Rosa, Mario Patania, Salvo La Rosa, tutti quanti. salutiamo tutto lo staff. Saluto la mia famiglia, in particolare mio papà. Un bacione al mio compare. Ciao compare. Ora come ora, mio papà, non c'è cane. Niente. Ora come ora lui vuole stare qua. Vabbè, presto ritornerà. A presto, tante cose Tu belle. pensa, io sabato scorso sono stato a casa tua con le intenzioni che volevo iniziare la dieta che già ho iniziato. Ovvio. Mamma mia, ma che mi ha fatto trovare? Tu lo Ah, sai, più quando io vado a casa sua non sa quello che mi deve dare, come faccio? Schiacciata, spoglia, poi mi ha fatto trovare pure la torta al pistacchio, che a me il pistacchio piace tanto. Mamma mia, non ti dico. Ti butti giù, ti butti. Ok. Vi lascio con il grande Va Marco bene. Fabiani. Io ti ringrazio. Ti ringrazio te. di essere stato qui con me e dopo ci vediamo per i saluti finali. Ok. Saluti insieme a me. Ok. È veramente un piacere quando sì, vabbè, ma io quando voglio che lui mi viene a trovare in qualcosa, se lui non ha impegni, se non ha serate e cose varie, non è un ragazzo, e per questo mi piace, perché non è un ragazzo che si è montato la testa e è rimasto per com'è. Quindi questa è la migliore cosa che deve esserci nella vita, perché chi si monta, secondo me, non è che poi alla fine sia una cosa giusta. Dobbiamo rimanere sempre umili e con i piedi per terra, quella è la migliore cosa. E allora, regia, abbiamo qualche telefonata, abbiamo qualcosa? Allora, io credo che noi stiamo quasi, cosa manca? 10 minuti. Allora ragazzi, che facciamo? Ditemi voi, un brano che vi piace a voi, dai. Che facciamo? A 19? Accontentiamo? Vabbè, ma che dici? Decidi tu, maestro, che facciamo? Ragazzi? Ah, bella, come? Facciamola bella, ok? Va bene, vai, un attimo che io al solito prendo il testo, eccolo qua. Ci siamo, raga?
non sa che fa, mi sono grippato e non mi posso cagnare. Tutto un caso con te, ti ho incontrato da me, che è successo una guerra con te. Quando ti vedo non mi sa spiegare, che sensazione che non sa parlare. L'occhio tu quello che mi fa secondo il mio cuore, s'appiccia non sa studio più. Bella, tu sei un fuoco che brucia da me, mille brighe ti sento con te. Quando tutta la moda firmata, vestiti di Prada e Chanel. Bella, con le scarpe della Jocelyn, con gli occhiali della Gucci e poi le magliette di Dolce Gabbana mi fa ricordare la storia di tempo fa, la storia di tempo fa. E quando posti tutti i video a TikTok con i tuoi trend, giuro mi fai morire. Le tue tute di poi, ma che schianto che sei, sono pazzo di giuro di te, bellissima. Per me sei un massimo, bella, tu sei un fuoco che brucia da me, mille breve ti sento con te. Quando tutta la moda firmata, vestiti di Prada e Chanel. Bella, con gli occhiali della Jocelyn, con le scarpe della Gucci e poi le magliette di Dolce Gabbana ti fa ricordare una storia di tempo fa, 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 una storia di tempo fa. Ed era bella, abbiamo fatto bella, bella che io sempre non smetterò mai di dedicare alla mia cagnolina, che ho messo questo nome qui. Cosa abbiamo, maestro? Cosa abbiamo? Tutto a posto, tutto ok? Niente, voglio ricordare eventualmente per questi ultimi 7 minuti, 5 minuti, quelli che sono il numero 375 53 33 e la regia me l'ha tolto? No, 420. Poi volevo ricordare che la prossima puntata, che sarà quella del 7 dicembre, noi daremo poi appuntamento a gennaio, perché poi ci saranno le feste natalizie, ci sarà tutto. Io devo pure preparare il nuovo singolo che dobbiamo uscire subito per gennaio. Oggi abbiamo parlato appunto della Sea Musica, di questo brano che vediamo, ho già scritto qualcosa oggi, vediamo un po' quello che possiamo fare, però a gennaio dobbiamo uscire con un nuovo singolo. Quindi per quanto riguarda il programma poi riprenderemo con le altre puntate per quanto riguarda il mese di gennaio. Ci siamo? Però la prossima puntata dobbiamo fare un classico per lo zio Melo, è giusto, è giusto. Allora che fa? Facciamo qualcosa adesso, la dedichiamo a lui? Ah? Con te? Vediamo, vai, dammi l'accordo. Vediamo se lo zio Melo è in linea. E questa la voglio dedicare anche a mio padre, perché mio padre è un amante di queste canzoni. Vediamo un po'. Sto venire non fornisce mai, e pure solo passa e se ne fu. Ma tu sei la rosa predesti, caramella, caramella. Tu gli anni solo si ne vede, e strighillo solo si ne sente, ma non è acqua sangue niente. Caramella, caramella, se l'amore con
storia d'amore e tu sai si rimane soltanto speranze e tu sai non mi può far aspettare fino a domani a stringermi in le braccia questa sera dedicata allo Gemelli, il bello della diretta, anche con qualche errore, sono dei brani che noi non abbiamo nel repertorio, quindi andiamo così ad improvvisare. Allora regia, credo che siamo arrivati anche alla fine di questa splendida puntata. Io vorrei qui Francesco Lopresti, che salutiamo insieme, e al telefono, no, parla. Allora, io sono veramente felice di essere stato qui con voi anche per quanto riguarda questo martedì. Vi rimando al martedì prossimo, ringrazio tutti gli ospiti che ci sono stati, Francesco Lopresti che è qui con me. Che dire, l'appuntamento a martedì prossimo, alla prossima, vi voglio bene e sempre buona musica. Ciao amici, ciao. E stanotte più triste che non può passare, io ti sento vicino ma tu non sei qua. Oramai i miei pensieri si fissano come un'abitudine. Un messaggio per dirmi è finito oramai, tra di noi non c'è più sintonia, lieta te. Ho provato ma ormai nessuno si trova in un bivio. Si può pure parlare, si può, tutto si può aggiustare. Mentre tu pensi che so che le più scure, tu pensi che vedere che a luna che dopo lo posso trasudere in domani e che scure su cielo stanno una cosa. Mentre tu pensi e c'è pure creature cercano il suo papà e viene bugie sta fuori città, ma presto ritorna ma non è così che tu pensi. Quando provo a chiamarti che fredda che sei, le parole stendate da nuovo parla la tua voce, la sento distante da me, cerco solo un perché ma non trovo dov'è. Trasudi in domani e che scuro su cielo stanno una cosa. Meglio tu pensi pure creature cercano il suo papà e viene bugie sta fuori città, ma presto ritorna ma non è così che la pena d'essere di più scuro con mille pensieri non saggio come va. Lo so forse ti ho trascurata ma adesso ho capito il mio errore dove penso linda tutte le promesse cerco di le vasi e carezze oramai siamo quasi due sani e te che non può che passione sta morendo a me che ti amo. Siamo come i binari di un treno che cambiano insieme vero, non si incontrano mai. Spot. Lasciati ispirare dalle nostre collezioni con svariati colori, dai design classici a quelli moderni,
in stile shabby e vintage. Ad accoglierti personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come i cementi a €2,50, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a €19, Special Bond C2TE Index a €10, Super Bio Caracol a €8, Bioflex Caracol a €11, Tradimalt numero 100 a €2,50, Premix N a €2,80, Pellet a partire da €4,50, Termocoppo a €18,50, Termopareti a €12 e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. La musica stimola il corpo, la mente, l'anima. La musica è arte. Affidati a chi della musica ha fatto la sua vita. Studio di registrazione allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Sant'Onofrio. Esperienza quarantennale per risultati sensazionali. Arrangiamenti, missaggi e mastering di alta qualità con apparecchiature analogiche e digitali. Allo stato dell'arte Sea Musica di Giuseppe Sant'Onofrio, via Pietro Mascagni 49, Catania. 347 788 4953. Pagina Facebook allo stato dell'arte Sea Musica. New Group Italfrigo, unica ditta specializzata nel sud Italia in carrozzeria e riparazioni isotermiche per rimorchi e furgoni. Esperienza trentennale tramandata di generazione in generazione per riparazioni a regola d'arte. New Group Italfrigo ti aspetta nel nuovo stabilimento, nella 14ª strada della zona industriale di Catania. Per informazioni 095 22 71 105 349 80 46 050 oppure 347 32 73 796. New Group Italfrigo, carrozzerie e riparazioni isotermiche. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della Piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della Piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona.